Anche in Sardegna gli esercenti aderiscono all'iniziativa nazionale promossa dal FIPE Confcommercio Bollette in vetrina. Fatture di gas ed energia di qualche tempo fa e dell'ultimo mese affisse in bella mostra nei bar e ristoranti di Cagliari per spiegare ai clienti perché stanno aumentando i prezzi. Solo a Cagliari aderiranno almeno 20 esercizi commerciali. Tutti devono conoscere la situazione reale, ha spiegato Emanuele Frongia, presidente dell'associazione. Le associazioni di settore parlano di costi triplicati rispetto a un anno fa a causa dell'impennata dei prezzi del gas e della luce, una situazione che sta costringendo gli esercenti a dover scegliere tra gli aumenti dei listini o la sospensione dell'attività, in attesa di un intervento di supporto da parte del governo. Gli aumenti dei costi dell'energia, ha spiegato Aldo Cursano, vicepresidente di FIPE Confcommercio Nazionale, sono pesantissimi, anche del 300%. Con il prezzo del gas, che dall'estate scorsa continua ad aumentare ed è più che duplicato sul mercato europeo nel giro di un anno, i rincari si sono infatti fatti sentire e le prospettive non sono buone. Da qui l'idea di rendere trasparenti l'aumento dei costi di bar, ristoranti e negozi. Secondo Confcommercio, a pagare la bolletta più salata saranno le imprese del comparto della ristorazione, che si troveranno a spendere, a parità di consumi, quasi 2 miliardi di euro in più. Mentre per i bar e le attività senza cucina l'aggravio sarebbe di poco più di 1 miliardo di euro. Una stangata che si riflette negli aumenti dei prezzi ai consumatori. Se il governo non interviene o si agisce sui listini o si sospende l'attività, continua Aldo Cursano. Per questo abbiamo chiesto di potenziare immediatamente il credito d'imposta anche per le imprese non energivore e non gasivore. Occorre però fare presto, altrimenti si rischia di innescare una spirale inflazionistica destinata a gelare i consumi.